Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG in questo sabato 28 ottobre. Allora subito come sempre la cronaca in primo piano e allora torniamo a Vicenza. Abbiamo raccontato ieri di una tragedia sfiorata, l'albero che è caduto in Campo Marzo a poca distanza dalla stazione con 5 persone ferite. Chiaramente la polemica monta in queste ore, già montava ieri. Siamo tornati ovviamente sul luogo di questa tragedia sfiorata. C'è il nostro Daniele Garbini insieme a Andrea Benetti con un ospite. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori, grazie della linea. Infatti in questo momento alle mie spalle, prego il collega, è quello che rimane del tiglio alto 13 metri che è caduto ieri e questa ceppaia in questo momento è stata transennata e posta sotto sequestro dalla Procura che ha aperto un'inchiesta. Con me l'assessore al verde pubblico Cristiano Spiller. Buongiorno a tutti. Ecco, ricordiamo proprio come dicevi Nicola che è stata una tragedia sfiorata veramente, il caso ha voluto che non vi fossero dei feriti gravi. Ricordiamo 5 persone coinvolte, parliamo di una frattura alla gamba per uno studente e una a un braccio. Ecco, questi sono i 2 feriti più gravi, gli altri hanno avuto solo contusioni, sono riusciti a uscire dai rami che li hanno schiacciati a terra in modo proprio violento. Hanno tutti comunque fatto una verifica al pronto soccorso per capire se ci fossero lesioni interne. Ecco, però in questo momento per riepilogare tutto quello che è successo, Nicola, se sei d'accordo, farei partire il servizio di ieri che ricostruisce quanto avvenuto. Improvviso, inaspettato, terribile. Un albero crolla, immenso, pesante e si abbatte sulla strada. Sono le 2 del pomeriggio a Vicenza, un pomeriggio spazzato dal vento che soffia forte. A Campo Marzo, in Viale Roma, alcuni studenti sono appena scesi dalla corriera che li ha portati dalla scuola alla stazione ferroviaria. Ed è quello il momento preciso in cui, mentre il gruppo di ragazzi è ancora davanti alla pensilina, l'albero gli cade addosso. All'improvviso per il vento, io stavo guardando gli orari dell'autobus ed è caduto. Ho soccorso un ragazzo che aveva le gambe incastrate e eravamo in 2 a tirarlo fuori. Uno l'ha preso da sotto le spalle e io gli scastravo le gambe sollevando il ramo. L'albero, abbattendosi sulla strada, travolge 5 persone. Una donna straniera che stava passando di lì proprio in quel momento sarebbe rimasta ferita alla testa, sulla nuca, mentre 2 studenti avrebbero riportato delle fratture. Solo altri 2 ragazzini se la sarebbero cavata con delle ferite lievi. Sul posto accorrono i medici del SUEM 118, i vigili del fuoco, la squadra volanti della questura, i carabinieri e la polizia locale. I feriti vengono soccorsi, portati all'ospedale San Bortolo. La zona viene immediatamente transennata. I passanti sconcertati si fermano a guardare. A chiunque sarebbe potuta toccare la sorte di restare travolto dall'albero. Non ci devono essere queste piante lungo la strada, specie un centro abitato come questo che frequenta parecchio la strada. Che serve manutenzione e dopo è fortuna o fatalità, l'importante è che non succeda qualche morto o che vada ben più grave. Ecco, in questo momento assessore abbiamo capito che fortunatamente è sgombrato così dubbio sui feriti. In questo momento ho capito che avete dato anche la solidarietà. Ecco, sono montate le polemiche, ma questa pianta è una delle piante che erano sorvegliate speciali, diciamo così, era della categoria C che non è tra le più gravi. Ecco, com'è la situazione, come si risponde a queste polemiche? Vi ha accolto anche voi con sorpresa? Sì, la situazione del patrimonio arboreo del Comune di Vicenza è attenzionato e ci sono diverse piante, non solo questa, che sono attenzionate proprio perché il patrimonio è molto vasto e soprattutto i mutamenti climatici degli ultimi anni con fenomeni anche più estremi. Ieri non era particolarmente estremo, ma c'erano delle folate di vento improvvise e anche abbastanza intense, pone al Comune un'attenzione maggiore rispetto al passato, perché appunto quello di ieri è un monito che dobbiamo prendere per migliorare il sistema di manutenzione e di supervisione del patrimonio arboreo della città, per poter prevenire il più possibile fenomeni come questi. Il patrimonio è vasto e quindi la difficoltà di poter attenzionare ogni singola pianta chiaramente non è facile, ma
ripeto, quanto accaduto ieri ci impone un'attenzione maggiore magari rispetto a quella che si è avuta nel passato. Ecco, Assessore, abbiamo sentito anche noi nell'intervista, comunque i cittadini sono preoccupati anche per il luogo in cui è successo questo evento. Tra l'altro questa classificazione non è tra le più pesanti, vuol dire che ci sono altre piante ammalorate in modo peggiore. Ecco, che cosa vi proponete fin da subito in attesa anche di fare luce su questa inchiesta? Sì, è vero anche però che le condizioni negli anni sono cambiate, quindi un medesimo stato di criticità di una pianta oggi con fenomeni atmosferici più estremi, ma anche con un cambio del clima che va a peggiorare le condizioni di vita degli alberi, non solo durante i fenomeni temporaleschi, ma proprio nel corso della vita. È chiaro che temperature più alte facilitano l'insorgere e la permanenza di fattori negativi per la pianta stessa, impone forse un modo di rivedere certe categorie, vederle con un occhio diverso alla luce di come sono cambiate le cose in questi anni per alzare l'asticella. Quindi ci impone una riflessione per correggere magari il tiro da adesso in avanti. Ci aspettiamo una potatura magari drastica, magari di altre piante adesso? Cosa ci aspettiamo? Le potature forse in alcuni casi non sono sufficienti, anche perché a prima vista questo non è stato il problema di ieri, quindi probabilmente è necessario un approfondimento su alcune piante anche in base al rischio delle stesse, nel senso che una stessa categoria chiaramente in un luogo come questo di forte passaggio pedonale e veicolare, pur avendo un grado di rischio intrinseco della pianta stessa inferiore, paragonato al luogo in cui si trova aumenta la possibilità di rischio, e quindi bisognerà tener conto non solo dello stato di salute delle piante, ma tener conto anche del luogo e dei rischi che queste comportano nel luogo in cui sono. Un mese e mezzo fa circa con un'allerta meteo per un forte temporale avevamo deciso in via cautelativa per esempio di chiudere tutti i parchi storici della città. L'avevamo fatto su base di sensazione, ma forse anche lì è opportuno stabilire dei protocolli che in determinate condizioni impongano azioni preventive maggiori rispetto a quelle adottate fino adesso. Va bene, allora in questo momento auguriamo buon lavoro, a questo punto è importante anche per la tutela, le informazioni sono state utili. Ecco Nicola, se non hai domande io restituirei la linea allo studio. Garbina, Andrea Benetti e ovviamente anche all'assessore Spiller. Restiamo però su Vicenza con un 69enne che ha tentato di violentare la vicina di casa. La polizia lo ha arrestato e portato in carcere. Un vicentino di 69 anni è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Vicenza per espiare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Lo ha deciso il Tribunale di Vicenza a seguito della condanna per essere entrato nell'appartamento della vicina di casa tentando di violentarla sessualmente e procurandole gravi lesioni personali. I fatti risalgono all'agosto dello scorso anno. Per questo l'uomo era già stato sottoposto alla misura di prevenzione personale dell'ammonimento dal questore Paolo Sartori, un provvedimento rafforzato dalla Procura della Repubblica che aveva emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima e l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 200 metri. Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti delle volanti hanno prelevato il 69enne e lo hanno condotto nel carcere Berico. Da Vicenza a Padova è lo sconcerto per la notizia di uno studente che si è travestito da gerarca nazista alla festa di Halloween della scuola. È stato anche premiato in un momento come questo, con la guerra in Medio Oriente. Una notizia che dà ulteriore sconcerto, lo sarebbe anche senza la guerra. Si è presentato alla festa di Halloween tenuta a scuola indossando una divisa da gerarca nazista con tanto di svastica appuntata sul petto. Il costume è stato anche premiato da una giuria interna di studenti. È successo all'English School di Padova in quartiere Forcellini. A denunciare il fatto sono state le comunità ebraiche di Padova e Venezia, che hanno inviato una dura lettera, oltre che al preside dell'istituto padovano Scotton Sutton Wood, anche al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e al presidente della regione Luca Zaia. Apprendiamo con estremo disappunto, si legge nella nota, che durante la festa di Halloween tenuta presso la vostra scuola un allievo si è presentato in divisa della Wehrmacht con in bella evidenza l'aquila e la svastica nazista.
Ci sembra superfluo evidenziare la gravità di simili comportamenti nell'ambito di un istituto scolastico, il cui fine principale dovrebbe essere quello dell'educazione alla civile convivenza. La direzione della scuola si è detta sconcertata per l'episodio, spiegando che all'ingresso non era stato notato che quello che sembrava un costume da soldato fosse in realtà una divisa che riproduceva gli emblemi della Wehrmacht. Il preside ha ora convocato a scuola l'alunno e i suoi genitori. E intanto lo vediamo dal sito di Repubblica, dai siti nazionali, c'è stata la famigerata notte di fuoco su Gaza, scontri sul terreno, soldati e tank di Israele ancora nella striscia di Gaza, uccisi il comandante delle forze aeree e navali di Hamas, la guerra in pieno regime ormai con questa offensiva su Gaza nella notte, e proprio ieri sera a Padova una manifestazione per le vie del centro per chiedere lo stop alla guerra e in favore della causa palestinese. Erano migliaia ieri sera a Padova i manifestanti scesi in piazza al grido di Palestina libera, un corteo guidato da uno striscione che chiede lo stop ai bombardamenti di Gaza. Organizzata dai centri sociali del nord-est, la manifestazione a favore della Palestina arriva dopo la fiaccolata silenziosa per la pace messa in atto dai sindacati e dall'associazionismo cattolico di giovedì. In corteo anche ADL Cobas, la Polisportiva San Precario e gli esponenti del Partito Comunista Italiano. Partito alle 18 dalla stazione dei treni, il corteo è proseguito per Viale Codalunga, via Dante, passando per Piazza dei Signori, per concludersi poco prima delle 20 in Piazza della Frutta. I manifestanti hanno ribadito il loro no alla guerra, senza giustificare gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Molte le forze dell'ordine a presidiare la manifestazione, non c'è stato però nessun momento di tensione. In Piazza della Frutta anche un telo con bandiere e peluche per ricordare i morti di Gaza. Restiamo a Padova però per tornare a parlare della esplosione alle acciaierie venete di ieri. Ci colleghiamo con Francesco Ratai proprio davanti alla sede dell'azienda per gli ultimi aggiornamenti. Francesco insieme a Federico Cibotto, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo appunto in Riviera Francia dove ha sede Acciaierie Venete. Alle mie spalle lo vedete lo stabilimento che è stato posto sotto sequestro, dove ieri all'una, verso le 13 c'è stato un forte boato. L'esplosione ha coinvolto 3 operai che stavano lavorando appunto in questo forno. L'aggiornamento relativo allo stato di salute dei 3 operai feriti è che 2 dei 3 che erano ricoverati, erano stati portati all'ospedale Sant'Antonio di Padova, sono stati dimessi con ferite fortunatamente lievi, mentre il terzo infortunato è rimasto gravemente ferito, trasportato all'ospedale, all'azienda ospedaliera di Padova, è in terapia intensiva e dall'azienda le sue condizioni vengono definite gravi, quindi c'è ancora ansia e preoccupazione per il terzo lavoratore ferito. Dal punto di vista delle indagini, lo dicevamo, lo stabilimento è sotto sequestro, indaga la Polizia di Stato per capire cos'è realmente successo. Ieri c'è stato detto proprio dalla Polizia che era troppo calda il forno per fare qualsiasi tipo di investigazione. In questi giorni si cercherà di capire cos'è successo. Intanto lo Spisal che si occupa di sicurezza sul lavoro si occuperà di vagliare quelle che sono le procedure di sicurezza all'interno delle acciaierie venete. Ripercorriamo quello che è successo ieri pomeriggio dalle 13. Una bomba. E niente, fortunatamente io operavo a circa 70-80 metri da dove c'è stata praticamente l'esplosione e niente, pensiero è corso subito ai colleghi che lavoravano in quell'area e fortunatamente, ripeto, io ero ben lontano.
Il boato intorno alle 13, l'esplosione all'interno di Acciaierie Venete a Padova. Il racconto di uno degli operai testimoni dell'infortunio sul lavoro avvenuto nel sito produttivo di Via Francia. Il bilancio è di 3 operai feriti, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Si tratta di un 49enne bosniaco, feriti in modo più lieve un 50enne padovano e un 39enne moldavo. Ci sono sentito sul boato e noi non sappiamo che qualcuno si è fatto male. E quindi abbiamo visto le ambulanze, però non stanno a fare tutte le verifiche e tutte le cose del caso. La deflagrazione è avvenuta all'interno di uno dei forni, nell'area dell'impianto dove vengono raccolte le scorie di lavorazione. Un'esplosione ad un forno fusorio, in particolare della parte relativa alla raccolta delle scorie. Quindi c'è questa parte del forno fusorio che raccoglie le scorie a seguito della fusione dei metalli dell'acciaio. L'acqua probabilmente che è intorno a questa struttura non è evaporata e a contatto con i materiali ha creato questa esplosione. L'area dell'esplosione è stata posta sotto sequestro dalla questura. 2 degli operai feriti sarebbero stati colpiti dall'onda d'urto, il terzo invece presenta ustioni più gravi e diffuse. I vigili del fuoco di Padova, intervenuti pochi minuti dopo la deflagrazione, hanno evacuato l'azienda. Negli operai è ancora vivo il ricordo della tragedia del 2018, quando, a causa della rottura di una siviera, una vampata di calore uccise 2 colleghi. Oggi parlano così delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro. Io credo che l'azienda abbia fatto, dopo l'incidente del maggio di 5 anni fa, l'azienda si è messa in sicurezza e i risultati ci sono stati. Io penso che questo sia un incidente purtroppo casuale. Dovuto non si sa, però credo che l'azienda abbia fatto grandi passi in avanti per quanto concerne la sicurezza. Eccoci di nuovo da Padova, ci ha raggiunto Marianna Cestaro che fa parte della segreteria della CGIL. Ieri, poco dopo l'esplosione, poco dopo l'incidente, i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori sono presentati qua in fabbrica, hanno discusso anche con gli operai. La cosa che è emersa dal vostro comunicato, che voi sottolineate, è stata una fortunata casualità che questo incidente non ha avuto esiti tragici come quello del 2018. Purtroppo sì, noi adesso stiamo attendendo naturalmente le indagini, però è evidente che parlare di sicurezza in una fabbrica come questa è più che necessario, è urgente, perché si parla di temperature altissime, di lavorazioni particolarmente pericolose, per cui per la dinamica che abbiamo ricostruito poteva andare davvero peggio. Ecco, nel 2018 era stato aperto un tavolo con le istituzioni a seguito proprio di quell'incidente, di quel 13 maggio, che si sono fatti dei passi in avanti rispetto al 2018 o siamo ancora fermi lì? Allora, purtroppo viene da dire che tanti passi in avanti non sono stati fatti. Quel protocollo che siamo riusciti a firmare in quel tavolo con le istituzioni è un protocollo fondamentale che però non trova ancora piena applicazione. Questo è un problema e ne vediamo purtroppo gli esiti anche nella nostra provincia. Ricordiamo 10 incidenti mortali, ma anche quando non sono mortali, come in questo caso, hanno delle conseguenze gravissime sui lavoratori coinvolti. Esiste un prima e un dopo un incidente di questo tipo e il dopo per quel lavoratore non è più lo stesso. Anche il lavoro non può più essere lo stesso. Serve una dinamica differente anche nelle relazioni per rivedere i processi produttivi che spesso stanno alla base di incidenti mortali, quando non gravissimi. Ecco, questa mi sembra abbastanza chiara la posizione del sindacato. State pensando a qualche iniziativa, penso a dei picchetti o degli scioperi? Naturalmente stiamo vagliando anche questa ipotesi. Per il momento attendiamo la chiusura delle indagini per capire bene che cosa è successo.
Ecco, io ringrazio Marianna Cestaro per essere stata con noi. Prima di restituirti la linea, Nicola, vorrei fare vedere ai nostri telespettatori un servizio in cui abbiamo ricostruito quello che è successo appunto il 13 maggio del 2018. A voi il servizio e i miei saluti. Si sente un miracolato? Io sì, per fortuna sì. Nonostante tutto, sarò stato una 50-60 metri da dove è successo il fatto. Infatti fortunatamente mi ha preso sugli schizzi da me, perché bastava anche 5 minuti più tardi non andare a fare un lavoro dove c'è te e il mio collega che è a Verona e mi prendeva sotto anche me. Era il 14 maggio 2018 quando dalla sua casa di Vigonovo Simone Viviana ai nostri microfoni riviveva l'incidente. Il turno era iniziato da poco, il giorno prima, in quella tragica domenica del 13 maggio 2018, quando una siviera, un recipiente a forma di secchio carica in quel momento di 90 tonnellate di acciaio fuso a una temperatura di 1600 gradi, era caduta a terra. Una bomba di fuoco che aveva travolto i 2 operai delle acciaierie venete, Sergiu Todita, 39 anni allora, e Marian Bratu, 44 anni, colpendo con gli schizzi Simone, il ferito meno grave, e il collega David Di Natale. Sergiu Todita e Marian Bratu morirono in seguito alle ustioni riportate. Sergiu un mese dopo al centro grandi ustioni di Cesena, Marian ricoverato a Padova 7 mesi dopo, il pomeriggio del giorno di Santo Stefano. Per quell'incidente è in corso un processo. 8 le persone a giudizio accusate di omicidio e lesioni colposi. Diamo fiducia al lavoro della magistratura e delle perizie per capire di chi è la responsabilità, perché è evidente che la responsabilità da parte di qualcuno c'è. Stefano Lazzarin, collega degli operai morti e feriti, aveva fatto queste richieste all'indomani dell'incidente il 14 maggio davanti ai cancelli dello stabilimento di Rivera Francia. Le famiglie e i colleghi la giustizia la stanno ancora aspettando. Questo dunque il ricordo di 5 anni fa della tragedia delle acciaierie venete. Ho intravisto e la vedo collegata Vanessa Banzato. Cambiamo argomento, torneremo alla cronaca fra poco, la politica a Bassano, perché la campagna elettorale per le amministrative già parte, c'è già un candidato sindaco ufficiale a Bassano. E così Vanessa, buongiorno. Buongiorno, è esattamente così, c'è già un candidato sindaco a Bassano del Grappa, il primo candidato sindaco a Bassano del Grappa, si tratta di Paolo Retinò della civica Bassano per tutti. Paolo Retinò, intanto buongiorno, lei si è definito un macchinista di un treno cui potranno unirsi tanti convogli però uniti. Sì, la lista civica Bassano per tutti mi ha dato questo mandato che io ho accettato con grande orgoglio e senso di servizio, spirito di servizio e senso del dovere, quindi io sarò alla guida di questo treno, il primo vagone Bassano per tutti, e ci sono già dei vagoni pronti, uno fra tutti è un vagone ambientalista, un vagone d'area ambientalista di tutela del territorio, e rimaniamo aperti e, insomma, noi facciamo politica per spirito di servizio, ecco, questo per noi è importante, quindi questo treno parte oggi e parte con uno sforzo collettivo. Tra l'altro sforzo collettivo, avete dichiarato, la democrazia richiede fatica, richiede impegno, la democrazia non vive da sola. Sì, per noi la democrazia non sono giri di parole, sono fatti. Noi siamo un gruppo civico che si incontra, esiste da quasi 20 anni, ma che si incontra sempre, tutti i mesi. L'abbiamo fatto anche nel periodo del Covid, siamo sempre stati portatori sani di democrazia. Noi ci siamo, noi crediamo nella democrazia, costa fatica anche amministrare una città con spirito di democrazia, coinvolgendo con spirito di partecipazione i cittadini. Però noi crediamo che non ci sia via diversa da questa, o la esercitiamo oppure non c'è margine di differenza. Insomma, un'amministrazione non deve essere amministrata come se fosse una semplice amministrazione, per esempio condominiale. Noi crediamo che serva una linea politica chiara
è uno spirito di democrazia, ma esercitato veramente, non a parole. Quali saranno i punti principali su cui voi vi focalizzerete? Per noi abbiamo dei temi su cui crediamo molto, che sono i temi centrali della nostra attività. Uno fra tutti, la tutela del territorio, il diritto ad avere un territorio sano, che sia pulito, che sia lasciato bene. E l'esempio, tra l'altro, anche la battaglia che avete fatto per San Lazzaro. Sì, è una battaglia, quella su San Lazzaro, su cui non abbiamo mai tentennato. Noi siamo stati sempre chiari, siamo riusciti anche a smascherare chi cercava di ricattare la città. Noi invece avevamo un'idea chiara, l'abbiamo portata avanti, quell'area rimane così perché quell'area è simbolica per la città. E il territorio è solo uno dei nostri temi, e l'accesso alla casa, la tutela delle fragilità sono temi che per noi sono fondamentali, e così come il rispetto dei diritti delle persone. Noi dobbiamo per forza sintetizzare, ma crediamo fortemente di avere dietro queste parole di sintesi molti contenuti che vogliamo portare con serietà e rispetto a questa città. Ecco, un'ultima battuta, un impegno costante, si diceva, e soprattutto tanta condivisione con la città. Sì, noi condividiamo da ben prima di oggi, noi ci siamo sempre con i nostri gazebi, con le nostre attività, con i nostri sit-in. Noi crediamo molto in questa cosa del parlare con le persone, perché i gruppi civici devono parlare con le persone e con la città, devono parlare quando ambiscono ad entrare in un consiglio comunale a governare, devono avere la forza di parlare anche dopo, cioè quando i cittadini, se hanno dato loro fiducia, li hanno messi in una posizione di governo, e anche questo per noi è un passaggio topico del nostro modo di fare politica, è proprio un modus operandi in cui crediamo molto. Quindi adesso si partirà poi a eventuali unioni con altri movimenti, altri partiti, altre forze civiche in attesa proprio di queste elezioni del prossimo mese di maggio. Vi siete presi in anticipo, presi per tempo, come si suol dire, perché avete detto no, noi non vogliamo presentarci 2 mesi prima dalle elezioni. Sì, noi crediamo che prendersi per tempo sia un segno di rispetto per la città, nel senso che bisogna rispettare i cittadini quando la politica si mette a disposizione degli altri, e un modo per rispettare i cittadini è proprio questo, essere chiari con loro. Noi siamo questi, io sono il candidato sindaco a cui questo gruppo, questa coalizione che sta partendo ha dato fiducia, dietro c'è un gruppo di uomini e donne molto forti e molto capaci, impegnati nella vita sociale, quotidiana di questa città, ma è giusto che si sia chiari per tempo, perché è un segno secondo noi di cattiva politica proporre nomi e cognomi a ridosso delle elezioni. Bene, questo per il momento è tutto. Nicola, io ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, grazie anche a Paolo Retinò, primo candidato sindaco ufficiale per la corsa sindaco di Bassano del Grappa. Restiamo a Bassano, si è parlato di tanti temi anche con il candidato sindaco, le fragilità, la questione della sanità. Ebbene, continua a far rumore evidentemente l'inchiesta e l'operazione della Guardia di Finanza nella casa di riposo di Bassano del Isaac, interrogativi che Rete Veneta aveva posto da tempo sulla gestione interna dell'Isaac. Il blitz della Guardia di Finanza nella sede amministrativa dell'Isaac di Bassano, legata all'indagine sui casi di presunti affidamenti irregolari a cooperative, arriva in realtà dopo che Rete Veneta ha più e più volte posto interrogativi su quanto stava accadendo all'interno delle 2 strutture comunali. Carte alla mano, documenti alla mano, vi abbiamo parlato dell'insolita e veloce esternalizzazione di quasi tutti i servizi che dall'interno delle 2 strutture che seguono gli anziani sono passati in mano alle cooperative. Vi abbiamo raccontato degli aumenti della classe dirigenziale dell'Isaac alla voce premi produzione, sempre riportandovi nero su bianco delibere e dossier, tutti firmati dalla direttrice Tracanzan, oggi iscritta nel registro degli indagati. Vi abbiamo portato la voce dei familiari degli anziani ospiti, angosciati per gli aumenti improvvisi delle rette e del calo di qualità dei servizi all'interno delle case di riposo. Abbiamo sentito la voce dei dipendenti Isaac che descrivevano al nostro microfono il clima di terrore all'interno e la situazione che si creava con i tagli del personale ridotto all'osso e costretto a turni massacranti. Proprio la questione dei lavoratori presa in carico dalle categorie sindacali unitarie CGIL, CISL e UIL, che abbiamo sempre seguito, che criticavano le modalità delle gestioni a scapito sia di chi opera all'interno che di chi vi ha ospitato. Tutto documentato, nulla lasciato al caso, eppure queste nostre segnalazioni sono state oggetto di denunce
denunce da parte della direttrice Chiara Tracanzan e da parte del presidente del CDA ISAC Clemente Peserico. Denunce del cui esito a oggi nulla è dato sapere. Torneremo a Bassano fra poco per parlare del Ponte Nuovo. Prima però andiamo a Mestre. Ieri a Mestre Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, per presentare il piano nazionale sulla casa del Partito Democratico. Tanti temi che ha affrontato, ma ci focalizziamo in questo momento proprio sul tema della casa, che Schlein mette ai primi posti del progetto politico. Dice serve un ministero specifico che si occupi del tema. Allora sentiamo alcune delle parole della Schlein proprio sul tema casa e poi resteremo sul tema proprio da Mestre. Oggi presentiamo il piano nazionale sulla casa del Partito Democratico dopo 4 mesi di ascolto e dopo un lavoro che vuole rimettere al centro il diritto fondamentale all'abitare. Sono tante le nostre proposte, a partire dal reintrodurre il fondo per l'affitto che il governo ha cancellato voltando le spalle a milioni di famiglie in difficoltà. Un fondo che andrebbe triplicato fino a 1 miliardo. Ci vorrebbe un ministero specifico sulla casa perché è un tema centrale, l'emergenza abitativa è reale in tutto il paese, soprattutto nelle grandi città. Proponiamo una regolazione degli affitti brevi perché in troppe città sta aumentando questo fenomeno, il prezzo degli affitti a livelli che diventano inaccessibili per le persone, e naturalmente proponiamo grandi investimenti sulle case popolari e sull'edilizia scolastica. Sono tutti punti fondamentali per un piano della casa che manca da troppo tempo, dall'epoca di Fanfani a questo paese, e per il Partito Democratico è una priorità. Sugli affitti brevi qual è la proposta? Anzitutto non si può fare l'errore che sta facendo la ministra Santanchè di scavalcare completamente i sindaci e gli enti locali, perché sono quelli che hanno la maggiore conoscenza della situazione abitativa nelle proprie città. Quindi è una misura che vuole regolare gli affitti brevi proprio perché abbiamo visto nelle città che sono sia turistiche che universitarie, faccio un esempio, che questo fenomeno sta impedendo agli studenti di trovare casa. Noi riconfermiamo il sostegno alle proteste di studentesse e studenti che con le tende segnalano che è diventato impossibile per loro andare a studiare fuori casa e minare il loro diritto alla casa diventa in questo modo un ostacolo al loro diritto allo studio, che è un diritto fondamentale. Così ieri Schlein a Mestre. A proposito di casa, parliamo di case popolari, parliamo di Ater a Mestre con Ilaria Marchiori in diretta. Buongiorno Ilaria, con Sandro Ponchio per la parte tecnica. Cosa accade? C'è una vendita delle famose case abbandonate di Ater, è così? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, guarda, ci troviamo in via Duca d'Aosta, che è una delle vie laterali di via Piave, che insieme a via Cavalieri di Vittorio Veneto, Fiume, Cavallotti comprende un'ottantina di case Ater che circa un mese fa, a fine settembre, il presidente Nordio insieme al prefetto Michele Di Bari avevano annunciato sarebbero poi state ristrutturate, risistemate proprio anche per riqualificare la zona. A suo tempo però al sopralluogo partecipammo ovviamente anche noi insieme ad altri organi di stampa. Lo stesso presidente di Ater Fabio Nordio aveva palesato questa difficoltà nel reperire dei fondi per queste ristrutturazioni. Peraltro vi faccio anche vedere come sono comunque queste case state recintate proprio per evitare che all'interno vi si bivacchi, ci sia spaccio e che vengano utilizzate proprio come luogo di rifugio, come stava succedendo. Però questa difficoltà nel reperire fondi era stata proprio annunciata già circa un mese fa, e allora adesso c'è stata un'ulteriore proposta, ovvero la vendita, la messa all'asta di una ventina di queste case proprio per questa difficoltà nel reperire fondi. Quindi chi volesse comprarle e acquistarle per ovviamente riqualificarne, poi farne il proprio utilizzo, sarebbe ben accetto. Qui insieme a noi c'è Giampaolo Conte, uno dei residenti, dei cittadini più attivi di Via Piave, che conosciamo bene e che ha seguito passo dopo passo anche questa questione. Lei che cosa ne pensa di questa proposta, di questa idea?
Io penso che sia un'idea molto valida, soprattutto questo di poter vendere le case a dei cittadini mestrini, che sicuramente c'è gente che ha voglia di rimanere su questo territorio e non andarsene, e ha voglia di entrare in possesso anche di qualche casa. Però i prezzi ho visto che sono già alquanto buoni, ecco, soltanto non dovrebbero partecipare, secondo me, all'asta le multinazionali o gruppi, ma a darle direttamente ai cittadini. Per loro sarebbe un grande vantaggio, e questo fa bene a Mestre e anche ad allontanare la microcriminalità. Anche perché, come vediamo, alcune di queste case sono anche messe abbastanza bene per essere, insomma, acquistate, poi ovviamente risistemate, ristrutturate in base alle esigenze, a ciò di cui necessitano. E proprio per questo motivo sarebbe anche possibile dare, o iniziare comunque a dare, un volto nuovo a queste zone, e quindi si spera anche in qualche modo cacciare questo degrado definitivamente, oltre poi anche all'aiuto, al grande aiuto che danno le forze dell'ordine con tutte le varie operazioni che stanno effettuando poi ultimamente. Certamente le forze dell'ordine sono sempre presenti, io le vedo in tutti i posti dove c'è degrado. Io trovo le forze dell'ordine, non hanno mai abbandonato questa zona e sicuramente dovrebbero essere un po' più incisivi. Speriamo che le leggi anche permettano loro di essere più incisivi, perché altrimenti non si debella questa situazione. E per le case ho sentito anche che ci sono ancora quelle che hanno la luce, il gas, l'acqua all'interno, e se vediamo anche questa palazzina che è qui alle nostre spalle, dove abita una sola signora, dentro è messa bene, almeno vista da fuori sicuramente è messa bene, e se la signora ancora ci abita sicuramente anche gli altri appartamenti sono in egual misura abitabili. Ecco, tra l'altro ricordiamo che queste case sono di Ater, ma il Comune si è reso disponibile, almeno per alcune, si è messo a disposizione per acquistarle. Sì, il signor Sindaco Brugnaro in una conferenza, diciamolo così, anche se non era tale, all'M9, in occasione di un premio proprio per la sicurezza qui in Mestre, si è dato disponibile ad acquistarne un certo numero. Se Ater le potesse dare e le mette, il Comune le acquisterebbe per poi essere ristrutturate e date ai cittadini. Ecco, l'importante insomma è appunto quello di trovare delle soluzioni e cercare di impedire che invece queste case sfitte, alcune anche abbandonate, vengano utilizzate come luogo di degrado, di spaccio, di bivacco. Qui da Mestre è tutto, ringrazio il nostro ospite Giampaolo Conte e restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, al tuo ospite, anche a Sandro Ponchio. Pochissimi istanti di pubblicità, ripartiremo da Mestre con le novità sulla strage del bus. Rieccoci in diretta con Focus TG. Allora ripartiamo dall'inchiesta sulla strage del bus di Mestre con un nuovo approfondimento che è stato annunciato ieri dal procuratore Cherchi sul cuore dell'autista Alberto Rizzotto. Siamo ancora su piani non chiariti proprio per perché non abbiamo gli esiti delle consulenze, quindi stiamo cercando, in un momento in cui ancora non c'è questa chiarezza, di scandagliare tutte le possibilità, anche quelle in qualche maniera forse più remote, ma proprio per non trovarci poi in difficoltà sugli esiti, quando avremo gli esiti delle consulenze, perché l'esito di una consulenza naturalmente può influire sull'altra. Si stanno muovendo ancora su più fronti, ipotesi malore, guasto meccanico, guardrail, le indagini della Procura di Venezia per far chiarezza su quanto accaduto la sera del 3 ottobre sul cavalcavia superiore di Mestre. Proprio stamane è stato conferito all'ingegner Chemello l'incarico di estrarre e analizzare il disco fisso della scatola nera, dove sono immagazzinate le 3 telecamere interne al mezzo. Una con la visuale del conducente, una che riprende il bus da davanti a dietro, una viceversa. Ci aspettiamo di trovare nella scatola nera quello che
i momenti immediatamente precedenti e forse anche immediatamente successivi all'impatto. La Procura ha disposto ulteriori approfondimenti nell'autopsia dell'autista Rizzotto. Un approfondimento autoptico sul cuore dell'autista. Abbiamo ritenuto anche in questo caso di fare probabilmente una cosa in più, ma siccome poi alcune cose si devono fare subito naturalmente, in attesa di avere un quadro complessivo, e quindi faremo un accertamento ulteriore rispetto alla situazione del cuore, nominando un perito che sia, un consulente particolarmente esperto in tema di valutazione cardiaca. Faremo anche gli accertamenti sul cellulare dell'autista. Attesa poi per l'esito della maxi perizia dell'ingegner Migliorino su guardrail e bus, da verificare le componenti meccaniche, elettroniche ed elettriche, batterie comprese. Verrà effettuata un'indagine approfondita su sterzo, semiasse anteriore e sistema frenante. Una delle risposte potrebbe proprio trovarsi nella parte mancante dello sterzo, come si vede in queste immagini. Dov'è finito? Cosa può essere accaduto quella sera? A questo potrà rispondere solo il perito. Il prossimo sopralluogo sarà il 9 novembre. A Padova con il tema migranti, dura presa di posizione del sindaco di Campodoro in tema di immigrazione, ha chiesto al prefetto che 50 profughi presenti nel suo comune vengano ricollocati in altre strutture. Ha preso carta e penna il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro e ha scritto al prefetto di Padova Francesco Messina per chiedere che i 50 migranti, per lo più provenienti da Burkina Faso e dal Mali, accolti in 2 palazzine della frazione di Bevadoro, vengano ricollocati come era stato promesso nei mesi scorsi. Come mi era stato detto più volte dalla prefettura, dovevano essere selezionati e avere un percorso lavorativo. Naturalmente non hanno un percorso lavorativo e di conseguenza ci troviamo questi giovani girare per il paese, quindi mi ritrovo nei parchi, nelle strutture comunali, nel campo da calcetto, che naturalmente viene utilizzato da tutti i cittadini, e mi ritrovo anche poi nella pista ciclopedonale dello Stiglia, perché non avendo un'occupazione chiaramente girano un po' dappertutto. La frazione di Bevadoro non è attrezzata per accogliere queste persone, sottolinea il sindaco Vezzaro. I trasporti pubblici, ad esempio, sono limitati. La paura del primo cittadino è che a Bevadoro si creino dinamiche simili a quelle che hanno portato alla nascita di Vianelli a Padova. I miei concittadini sono preoccupati di questa cosa. Alcune persone mi sono venute in comune a dire che non frequentano più alcuni posti. E quindi chiedo al prefetto aiuto in questo, che vengano collocati in questa struttura soggetti che hanno un posto di lavoro, che sono naturalmente i benvenuti, e persone di prima accoglienza che vengano spostati magari in altri posti dove anche il contesto sia un contesto idoneo che possa permettere una integrazione a questi ragazzi, perché noi a Bevadoro, nella frazione di Bevadoro, purtroppo non abbiamo servizi. Il tema dei migranti ha visto spesso i sindaci contrapporsi al governo in questi ultimi mesi, ma i primi cittadini sono preoccupati anche per i tagli che dovranno effettuare anche in seguito alla manovra. Ritorniamo a vedere Elly Schlein a Mestre, l'abbiamo vista nel passaggio sul piano della casa, l'affondo anche sulla manovra da parte del segretario della segretaria del Partito Democratico, sempre ieri a Mestre. Questa manovra che vede il tradimento di tutte le promesse elettorali fatte dal governo di Giorgia Meloni, soprattutto siamo impegnati a difendere e a migliorare la sanità pubblica universalistica rispetto ai tagli che il governo Meloni sta facendo, che si traducono in tagli ai servizi alle persone, maggiore difficoltà delle regioni e allungamento delle liste d'attesa. Questo produce che chi ha un portafoglio ben gonfio riesce a saltare le liste e andare dal privato, ma chi non ha
questa possibilità sta rinunciando a curarsi, e noi pensiamo ad un sistema sanitario nazionale che è fatto invece su misura dei bisogni delle persone che da sole non ce la fanno a curarsi. Il matrimonio egualitario è ancora una priorità? Per noi i diritti sociali e civili stanno insieme, sono tutti ugualmente prioritari. È chiaro che in questa manovra stiamo insistendo però su il tema dei salari, il tema del salario minimo, che tornerà presto in aula grazie proprio all'impegno delle opposizioni che si sono unite su una proposta unitaria. Stiamo insistendo su misure che possano aiutare le famiglie che hanno visto eroso il proprio potere d'acquisto in questi anni per effetto della crisi energetica, in questi mesi per effetto dell'alta inflazione. È una manovra ingiusta soprattutto, è una manovra che non ridà slancio all'economia che ne ha bisogno e che non accompagna gli investimenti del PNRR con un nuovo piano industriale che sia all'altezza delle sfide che il Paese ha di fronte. E intanto i sindaci un po' in tutto il Veneto, nel prossimo servizio vediamo alcuni dei sindaci della Marca, devono fare i conti con questi tagli, questi mancati arrivi di contributi e quindi con casse comunali da riequilibrare in qualche modo. La manovra di bilancio del governo prevede un taglio da 350 milioni di euro all'anno per le spese degli enti locali. In particolare i sindaci dovranno ridurre le spese dei comuni di 200 milioni l'anno, mentre le province di 50 milioni. Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto, per ovviare ad un buco nel bilancio di 1 milione di euro, sta pensando di aumentare l'IMU. Non vorremmo come amministrazione rinunciare ad alcuni obiettivi che ci siamo posti, tanto in termini di servizi quanto in opere, e quindi è verosimile che andremo ad analizzare la leva delle entrate. Abbiamo alcune marginalità sull'aliquota IMU che non è ancora al massimo a Castelfranco Veneto rispetto ad altri comuni, e stiamo facendo delle valutazioni in tal senso perché appunto non vogliamo tagliare servizi. Inflazione, prezzi in crescita e tagli, ma non possiamo diminuire i servizi ai nostri cittadini come i servizi sociali o anche la cultura, afferma Antonio Miatto, sindaco di Vittorio Veneto. Per ora riusciamo ancora a chiudere il nostro bilancio, eccetera. È chiaro che nel momento che dovessero arrivare minori introiti dovremo pensare a dove tagliare, la coperta è quella che è chiaro che presumibilmente andrà in sofferenza il settore tecnico delle opere pubbliche. Dovremo fare a meno di migliorie, dovremo fare a meno di qualcosa. Per il sindaco di Cornuda, Claudio Sartor, paghiamo lo scotto della crisi e di finanziarie precedenti. Le amministrazioni locali sono veramente diventate una discarica di tutto quello che non funziona nella nostra società. Però consideriamo anche che purtroppo negli anni scorsi è stata fatta molta finanza allegra, penso a quello che è stato tutto il percorso del 110 che sta impattando molto sui bilanci pubblici, quindi forse era meglio non fare certe spese o tagliare prima dove serviva. Adesso la palla passa a noi e sicuramente non sappiamo in questo momento come giocarla. A proposito di sindaci e di opere, allora torniamo a Bassano con l'apertura della nuova ciclopedonale del Ponte Nuovo. La ciclopedonale del Ponte Nuovo è aperta, promessa mantenuta con un po' di ritardo, ma come si suol dire, tutto è bene quel che finisce bene. Nel pomeriggio è stato dato il via libera per rendere agibile e percorribile la tanto attesa ciclopedonale, alla quale mancano ancora i lampioni, ma l'illuminazione con il segnapasso è installata e permette, secondo la normativa, l'ok al suo utilizzo. I lampioni funzioneranno di notte? In questo momento no, perché quelli sono la seconda partita di apparecchi che deve arrivare la settimana prossima, però appena arriveranno verranno installati e poi funzionanti, ma la pista ciclopedonale col tipo di illuminazione che facciamo adesso è comunque a norma. A questo punto facciamo un po' il cronoprogramma di quello che manca per la riapertura totale del ponte. Come siamo messi dal punto di vista delle tempistiche e dei lavori che mancano? Beh, sostanzialmente i lavori che mancano sono quelli delle stesse lavorazioni che avete visto fatte nella ciclopedonale nord, verranno ora fatte nel ciclopedonale sud e pertanto chiudendo il passaggio dei veicoli sul lato sud della carreggiata e aprendo il lato nord. Manca qualcosa sull'illuminazione, di cui sono arrivate il primo lotto di lampade, arriverà poi adesso il secondo la settimana prossima.
e poi asfaltature, sistemazione dei giunti del ponte, dei 3 giunti che noi abbiamo a est, centro ed ovest, e poi il lavoro è finito. Fin qui il comune, ma adesso sentiamo anche la gente cosa ne pensa della riapertura. Le mancava passeggiare qui? Mancava, sì. E noi pedonali, noi siamo abituati a camminare. È contento quindi che il ponte sia riaperto? Sì, dopo vediamo le lamentele degli altri, ma comunque bello, hanno fatto un bel lavoro e molto sicuro perché hanno messo anche una ringhiera che protegge le persone, hanno fatto veramente un bel lavoro. Ti è mancato passare qua sul Ponte Nuovo? Un po' per praticità, dico la verità. La praticità, anche perché io abitando in zona Famila c'era veramente molto più traffico all'inizio. E poi devi fare tutto il giro? Comunque sì, ma soprattutto si è modernizzato, stile Europa del Nord adesso, come ciclopedonalità. Bene anche che hanno riaperto qui, anche se i ciclisti vanno un po' troppo veloci. Se qualcuno si sposta di 10 centimetri potrebbe essere pericoloso. Bene. Le è mancata questa apertura al Ponte Nuovo, questo passaggio? Sì, nei movimenti con la macchina era più difficoltoso. Finalmente potete tornare a passeggiare. Sì, ma proprio mi mancava sto giro perché noi facciamo Ponte Vecchio e Ponte Nuovo e siamo a posto. A lei mancava questo passaggio? Mi mancava a me, lo farò tutti i mattini. Le è mancato questo passaggio pedonale? Oh, tanto, è la prima volta che passiamo. Finalmente allora. Ieri hanno aperto almeno i pedoni e le bici. Lo vedo un po' stretta il passaggio per le macchine, ho paura che diventi. Vi è mancato passare sul ponte con la bicicletta? Un po' sì, in effetti è meglio passare di qua. Finalmente? Sì, sì, dai. È la prima volta che andiamo, sicché è bello vederlo. E sono tantissime le persone che si fermano anche solo per qualche minuto per guardare la bellissima cartolina del Ponte Vecchio. La meraviglia di guardare il Ponte Vecchio da qui. Sì, mi piace tanto così. Vederlo. Si sta godendo il panorama? Sì, ogni tanto devo vedere. Ho visto che stava facendo le foto, un bellissimo panorama da qui. Sicuramente, bello. Ma poi la meraviglia di guardare da qui il Ponte Vecchio. È sempre una meraviglia, sì. Una bellissima cartolina. Bellissima, certo. Bassano è bellissima. Una cartolina bellissima, c'è lo spazio, sicuramente sarà sfruttato per questo spazio qui. Questo per i turisti, guarda, è una meraviglia, anche per noi che siamo di qua. Ha fatto una foto da qui al Ponte Vecchio, quanto bella è questa cartolina da qua? È molto molto bella, certo. Bassano è bellissima, c'è poco da dire. La bellezza del Ponte Vecchio da qui, una cartolina meravigliosa. Sì, è un panorama stupendo. Chi è un ponte così? Solo Bassano. Dalla soddisfazione dei bassanesi alla protesta dei residenti di Salboro, torniamo nel Padovano. La realizzazione di una strada chiesta dal comune di Albignasico verrebbe realizzata consumando il suolo della città di Padova. Hanno realizzato un piccolo cortometraggio per mostrare alla cittadinanza le ricadute che avrebbe la realizzazione di una strada che il comune di Albignasego vorrebbe far costruire al comune di Padova nel quartiere di Ferri. Il comitato Salboro Ferri Papadopoli chiede al comune di Padova di opporsi alla realizzazione di questa strada che eroderebbe un lembo di terreno agricolo ancora coltivato. Le ricadute della speculazione edilizia del comune di Albignasego non possono cadere su Padova, spiega il comitato. Noi riteniamo che la porzione di strada che dovrebbe attraversare il comune di Padova in zona verde, in zona rurale, in prosecuzione di un progetto che Albignasego persegue da ormai 20 anni di espansione urbanistica, sia diventata, mentre 20 anni fa forse poteva avere una qualche forma di giustificazione, a distanza di 20 anni con quello che è oggi il consumo di suolo e Albignasego e Padova, come vedete dai giornali di questi giorni, sono a livelli record, non risolva assolutamente niente di quelle che sono le giustificazioni adotte per fare questa strada, cioè il traffico di attraversamento di Albignasego, che è il vero problema che va deviato, va gestito. La strada, destinata a scaricarsi nella rotatoria sotto la tangenziale, satura già nella condizione attuale e proprio per questo del tutto inutile per risolvere i problemi del traffico che soffocano la zona sud della città di Padova, spiega ancora il comitato. Noi insistiamo su questa opera facendo anche delle proposte alternative che sono sostanzialmente quelle che già da anni erano state fatte anche ai tempi dell'autostrada, cioè deviare il traffico di attraversamento da sud
per Albignasego lungo l'asse dell'autostrada e della bretella autostradale che porta in tangenziale, che è l'unica soluzione al momento che è ragionevole. Ultima pausa pubblicitaria, poi di nuovo in diretta. Eccoci in diretta, siamo quasi in chiusura. Vi ricordo che domani e lunedì sono previsti dei referendum per la fusione di alcuni comuni in Veneto, nel Bellunese e nel Padovano. Nel Bellunese si voterà per la fusione di Querovasse e Lano di Piave, quindi in questi due comuni dalle 7 alle 15 di domani e dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì, e poi nel Padovano. Vediamo allora quali sono nel Padovano. Abbiamo visto Querovasse e Lano di Piave, ma vediamo nel Padovano quali sono i comuni che invece vanno a referendum. 2.334 abitanti, 2.000 votanti possibili, urne aperte per il referendum che lunedì potrebbe veder nascere il nuovo comune di Santa Caterina d'Este dalla fusione di Carceri e Vighizzolo d'Este. Per la validità della consultazione, per la prima volta sarà necessario il voto del 30% degli aventi diritto nel Padovano, basteranno 600 elettori. In totale in regione si voterà in 8 comuni, i 2 del Padovano, 2 del Rodigino, 2 del Vicentino e 2 del Bellunese. Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Vi ricordo in chiusura che stanotte torna l'ora solare, quindi lancetta dell'orologio indietro di un'ora al passaggio appunto dall'ora legale all'ora solare. Esattamente alle 3 di questa notte torneranno a essere di fatto le 2, dormiremo un'ora in più, perderemo però un'ora di luce e da domani poi il sole tramonterà un'ora prima. Nei dispositivi come gli iPhone, insomma i dispositivi elettronici, l'aggiornamento sarà evidentemente automatico. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.